Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis. Se vi piace lo zaino di Diego, un off topic così, vi piace lo zaino di Diego? Perché noi a scuola dobbiamo andare brandizzati solamente a Napoli, perché sennò non accediamo a scuola, perché Diego, sapete, è malato, è peggio di me. Comunque, a parte tutto, signori, buona domenica a tutti. E signori, sto un po' sviando, no? Per parlare della probabile formazione di oggi, perché si scenderà in campo oggi alle ore 3 con una rivoluzione totale per via degli infortuni. Rachmani infortunato, Spinazzola infortunato, non al 100%, quindi si siederà in panchina. Rachmani 2 mesi. McTominay non recupera perché naturalmente mi pare giusto, quindi addirittura McTominay parla del tendine infiammato, quindi attenzione ragazzi, attenzione, perché lo sappiamo benissimo che quando si tratta di tendine meglio andare sempre molto cauti, quindi attenzione. Allora signori, sarà una partita complicata secondo me oggi, specialmente per l'Atalanta, che è una buona squadra, in casa gioca molto bene, riesce sempre a fare 2 o più gol in casa, quindi attenzione, noi facciamo un po' di difficoltà a trovare in questo momento Højlund, sperando che oggi Højlund si possa sbloccare. Che ne dite? Speriamo che Højlund si possa sbloccare. Allora, la probabile formazione, ragazzi, perché Conte cambia, rivoluzione al Napoli per cause di forze maggiori, lo possiamo dire tranquillamente. Anzi, se siete iscritti al gruppo Telegram, questa mattina la probabile formazione già vi è uscita, quindi già la trovate la probabile formazione del Napoli e potete anche andarla a vedere. Se non siete iscritti al gruppo Telegram, lo trovate qui sotto nei commenti oppure in descrizione. In descrizione trovate anche il secondo canale, ovvero Diego e Babbo. Quest'oggi pomeriggio, se riusciamo a caricare, se riesco a caricare il video, uscirà l'8º episodio di The Last of Us. Allora, andiamo con la probabile formazione del Napoli. Anzi, mi vado a prendere il tablet così ve la do dettagliata. Ed eccoci qua, ragazzi, con la probabile formazione di Atalanta-Napoli. Allora, signori, in porta Milinkovic e Savic. Oramai, anche se Meret è recuperato, Milinkovic e Savic, ragazzi, e nelle grazie di Antonio Conte, e quindi Milinkovic-Savic titolare. Difesa a 3 con Beukema, Juan Jesus, Buongiorno. Buongiorno messo sull'out di sinistra, Beukema a destra, Juan Jesus difensore centrale. Ragazzi, di necessità virtù non c'è Rachmani, quindi per 2 mesi la formazione, secondo me la difesa sarà questa da qui a 2 mesi, perché ragazzi 2 mesi sono tanti da sopperire, addirittura si parla addirittura di fine stagione per Rachmani, speriamo di no, perché sapete che io reputo Rachmani il difensore più forte della rosa. Non me ne vogliano Buongiorno, Beukema e tutti quegli altri, ma secondo me Rachmani è il difensore più forte che il Napoli ha in rosa. Centrocampo a 4, e qui c'è la prima novità, ragazzi, visto che non può giocare né Spinazzola e in questo momento Mazzocchi clamorosamente è più avanti rispetto a Politano, quindi Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutierrez, ragazzi. Olivera ce lo siamo persi per le vie. Io sinceramente avrei fatto un Olivera al posto di Gutierrez e un Politano al posto di Mazzocchi. L'avrei messa così perché Olivera ti dà anche più fiducia a livello difensivo, sinceramente. Però se Conte si sente di rischiare Mazzocchi dal primo minuto, forse anche qui è più prudenza a livello difensivo, vuole una copertura più totale a livello difensivo, perché poi sinceramente lì si abbassa a 5. La difesa si abbasserà a 5 oggi molte volte, secondo me, con Vergara e dal primo minuto, ragazzi, Alisson Santos. Attenzione, esordio dal primo minuto, così dice Sky Sport 24 nell'edizione di questa mattina,
dal primo minuto per Alisson Santos. Vergara non si tocca, perché Vergara non va assolutamente toccato. Vergara che giocherà a destra, dove è il suo ruolo, a destra. Sulla sinistra Alisson e davanti Rasmus Højlund, signori. Questa è la probabile formazione. Ve lo ripeto, con il 3-4-2-1, Beukema, Juan Jesus, buongiorno, in porta naturalmente Savic, Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutierrez, Vergara, Alisson e Højlund. Fatemi sapere qui sotto, ragazzi, cosa ne pensate di questa formazione che metterà in campo Antonio Conte. Allora, ragazzi, la notizia è che ieri Spinazzola non era al 100%, ce l'ha data Sky Sport. Con Spinazzola non è al 100% delle condizioni fisiche, in settimana si è allenato solo parzialmente e quindi attenzione, molto probabilmente non sarà nemmeno usato, forse. Per questo io vi dico che forse ci mette Mazzocchi per poi rischiare Politano, va bene, per avere il cambio di marcia in più. È partito comunque con la squadra e partirà dalla panchina. E poi, ragazzi, la notizia è che ieri sappiamo tutti della scomparsa del piccolo Domenico. Ieri mattina il bimbo non ce l'ha fatta, ragazzi. Ho visto anche diversi striscioni da parte, uno striscione in particolare da parte della curva della Juventus, e lasciatemi dire, quando succedono queste cose si mettono via le bandiere, si mettono via i colori, si mettono via tutto e si torna a essere uomini. Questo fa onore agli ultras della Juventus, vi faccio un grosso applauso, perché vi ripeto, quando poi succedono queste cose ci ricordiamo che siamo tutti uomini, siamo tutti uguali. E voglio sottolinearlo questo gesto dei tifosi della Juve, perché non era scontato, quindi complimenti a loro. E proprio per questa occasione in Napoli-Atalanta, in Atalanta-Napoli, perdonatemi, il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Domenico. Queste erano, signori, le news di questa mattina. Fatemi sapere voi, nuovamente qui sotto nei commenti, se secondo voi la scelta di far partire Mazzocchi titolare, di non giocare con una difesa a 4 ma con la difesa a 3, secondo voi può essere un nodo fondamentale nella partita di oggi. Io ribadisco, quest'oggi tu devi vincere per forza, vai giù. Devi vincere perché devi allungare soprattutto sulla Juventus, ma soprattutto anche sul Como. Devi far fuori l'Atalanta per la corsa Champions League e quindi è di vitale importanza, ragazzi, portare a casa i 3 punti quest'oggi, perché vi ripeto, il Como ieri ha battuto 2-0 la Juventus. L'Inter oramai è imprendibile, perché è imprendibile, quindi lasciamoli stare lì dove sono. Devi puntare a qualificarti per la Champions League, quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao,